Ecco il Presidente della Repubblica Italiana. Sergio Mattarella arriva come la Merkel su un'auto tedesca con puntualità teutonica. Sono le 4 del pomeriggio quando la più alta carica istituzionale del Paese apre i lavori della 34esima Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che viene inaugurata a Vicenza sotto il segno dell'autonomia. Autonomia dei conti che i sindaci chiedono con forza, a cominciare dal padrone di casa, Achille Variati. Si sta rivendicando ciò che la Costituzione consente di rivendicare, maggiore autonomia. Zaia sa che noi sindaci siamo con lui, io sono con lui, ma sa che i sindaci portano una fascia tricolore, quindi mai potremmo essere spinti verso qualcosa che non appartenga all'unità del Paese. I sindaci sono con il presidente del Veneto, Luca Zaia, e Luca Zaia è con i sindaci. E questo proprio alla vigilia del referendum per l'autonomia. Ma hanno ragione i sindaci, fra l'altro ringrazio l'ANCI del Veneto che ha saputo con molta coerenza affrontare il tema del referendum. La mia idea di regione autonoma è quella di una regione che ha le 23 competenze e che delega tutto poi agli enti locali. Non a caso l'85% dei cittadini dice che il suo sindaco dovrebbe avere più poteri. Più poteri, ed è quello che i sindaci di tutto il Paese chiedono con insistenza. Questo è un Paese che vuole e deve cambiare pelle e l'Assemblea ANCI di Vicenza diventa uno spartiacque tra il passato e il futuro. Quello che succederà lo vedremo solo vivendo.